Buonasera, in apertura di questa edizione del nostro TG, il consueto bollettino della Regione Calabria. Oggi sono 235 le persone positive al coronavirus, 28 in più rispetto a ieri. Questo è il bollettino della Regione Calabria. Ad oggi sono stati effettuati 2.480 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 235, 28 in più rispetto a ieri. Quelle negative invece sono 2.245. I casi positivi territorialmente sono così distribuiti: a Catanzaro 13 in reparto, 9 in rianimazione, 29 in isolamento domiciliare. A Cosenza 28 in reparto, 4 in rianimazione, 14 in isolamento domiciliare e 2 deceduti. Reggio Calabria 16 in reparto, 3 in rianimazione, 58 in isolamento domiciliare, 5 guariti e 2 deceduti. A Vibo Valentia 2 in reparto, 7 in isolamento domiciliare. A Crotone 14 pazienti in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.382, così distribuiti: 1.320 a Cosenza, 551 a Crotone, 610 a Catanzaro, 665 a Vibo Valentia, 3.236 a Reggio Calabria. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 10.314. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. Sale purtroppo a 6 il bilancio delle vittime per coronavirus in Calabria. Si aggrava il bilancio delle vittime per coronavirus in Calabria. Una donna di 82 anni ricoverata in terapia intensiva è morta questa mattina a Reggio Calabria. Lo comunica la direzione aziendale del grande ospedale metropolitano Bianchi Melacrino Morelli. La donna presentava insufficienza respiratoria acuta e insufficienza multiorgano. Effettuati i tamponi è risultata anche positiva al Covid-19. È il secondo decesso che si registra in poche ore a Reggio Calabria per coronavirus. Nella notte era morto un 69enne con patologie pregresse. Era stato ricoverato il 16 marzo nel reparto di malattie infettive poiché risultato positivo al tampone. Il 18 era stato trasferito in terapia intensiva per l'aggravarsi delle condizioni cliniche e nella notte il decesso a causa di una gravissima insufficienza respiratoria secondaria a polmonite bilaterale da Covid-19. Salgono così a 6 le morti per coronavirus in Calabria, 3 a Reggio Calabria, 2 a Cosenza e 1 a Crotone. Anche il comune di Cutro diventa zona rossa, diversi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime ore nel centro del Crotonese. Così nel pomeriggio il presidente della regione Jole Santelli ha firmato il decreto di chiusura. L'ordinanza è stata firmata nel primo pomeriggio dalla governatrice Jole Santelli. Anche Cutro diventa zona rossa. Nel centro del Crotonese ad oggi sono 10 casi positivi al coronavirus. Cutro è dunque considerato un focolaio di infezione. In base all'ordinanza, come già avvenuto per Montebello Ionico e San Lucido, nessuno entra e nessuno esce dal paese. Sospese le attività degli uffici pubblici. Viene comunque garantita l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Quando ci arriva una relazione dell'ASP che indica un pericolo di contagio, anche al di là dei numeri, io preferisco assumere dei provvedimenti drastici. Intanto il piano messo a punto dalla Regione Calabria per l'emergenza coronavirus si rafforza con l'allestimento di una struttura modulare che sorgerà nell'area adiacente all'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro. Riusciremo a portare in Calabria un ospedale da campo, con 80 posti già attrezzati di terapia intensiva e subintensiva. Questo ovviamente per noi è molto importante perché significa recuperare altri posti che ci consentono di superare i 1000 contagiati, secondo le statistiche dell'Istituto Sanitario di Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi è un bel risultato, speriamo di non doverlo utilizzare, ma questo ci fa dire che saremo pronti fra poco a riuscire a contenere circa 2000 contagiati. E sono sempre più numerosi i sindaci che in Calabria decidono di chiudere i propri territori.
Da oggi partono delle nuove disposizioni anche sul nostro territorio comunale, delle disposizioni che sono già state adottate in altri comuni, e in particolare ci sarà in vigore il divieto d'accesso per i non residenti sul nostro comune, quindi sia a Spezzano che a Camigliatello, limitazioni e divieto per l'attività sportiva all'aperto, chiusura anche domenicale di tutti gli esercizi commerciali che ancora sono aperti, quindi anche i supermercati, resteranno aperte solo le farmacie di turno, il divieto anche di circolare a piedi, più di 2 persone. So che vi sto chiedendo dei sacrifici enormi, ma credo che se tutti quanti insieme rispettiamo le regole e le disposizioni ce la faremo e riusciremo a superare questo momento di difficoltà e di emergenza. Lo avete sentito, il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco. Da oggi il territorio comunale è blindato. Non è il solo ad assumere questa decisione, sono molti i primi cittadini calabresi che con ordinanza hanno chiuso i confini sulla costa tirrenica cosentina, Paola, Belvedere Marittimo, Diamante, Grisolia, Scalea e ancora nell'area urbana cosentina, Castrolibero e per le Serre e Cerisano. Nel Vibonese blindati i comuni di Capistrano, Mongiana, Simbario, Brognaturo, Dinami e Fabrizia. L'elenco andrà aggiornandosi nelle prossime ore, a cui vanno aggiunte le 2 zone rosse individuate dalla regione, ossia Montebello Ionico nel Reggino e San Lucido nel Cosentino, a cui si è aggiunto nel pomeriggio Cutro. In provincia di Crotone i primi cittadini stanno valutando di chiedere alla Regione Calabria di qualificare tutta la provincia come zona rossa e chiedono misure più stringenti per prevenire situazioni al limite, soprattutto tenuto conto, scrivono, che i nostri paesi sono abitati prevalentemente da anziani. In una Calabria in cui si registra un breve vantaggio rispetto al resto dell'Italia sulla diffusione della pandemia, i sindaci usano tutti i mezzi a disposizione per limitare gli spostamenti e di conseguenza il diffondersi del contagio. Sono 340 i medici che hanno dato la propria disponibilità per essere impiegati durante l'emergenza coronavirus in Calabria. Di questi 158 sono neolaureati in medicina non ancora abilitati, ma che possono esercitare la professione secondo quanto disposto dal decreto Cura Italia approvato dal governo. I restanti 182 sono invece medici specializzati e specializzandi, molti dei quali in discipline come medicina interna, cardiologia, pneumologia, anestesia e rianimazione, particolarmente richieste nella gestione dell'emergenza sanitaria. Tali disponibilità, sottolinea la governatrice Iole Santelli, ci permetteranno di utilizzare gradualmente il personale medico in base alle necessità e alle aperture programmate degli ospedali Covid sul territorio regionale. 2 nuovi casi di contagio a Soverato. Il sindaco in un videomessaggio rassicura la comunità. Affida l'annuncio ai social il primo cittadino di Soverato che tranquillizza la comunità, nonostante nelle ultime ore si sono registrati 2 casi nella cittadina del Catanzarese. Dobbiamo purtroppo registrare i primi 2 casi di coronavirus nella città di Soverato. Si tratta di una coppia scesa qualche giorno fa. Quando ricorderete tutti c'è stato un importante esodo da nord verso sud. Fortunatamente sono però scesi in auto, si sono subito messi in quarantena all'interno della propria abitazione, un'abitazione indipendente, non in condominio, ricevendo la spesa dai loro familiari sul pianerottolo. Abbiamo effettuato quindi le dovute indagini, gli accertamenti e fortunatamente non sono entrati in contatto con nessuno nella nostra città e questo ci lascia ben sperare, ci lascia più sereni. Come avrete letto, sia la Regione Calabria che il Ministero della Salute hanno emanato dei provvedimenti più restrittivi, dei provvedimenti in realtà che la città di Soverato aveva già adottato qualche giorno fa, quando aveva inibito alle persone l'utilizzo delle piazze, delle aree verdi, finanche del lungomare qualcuno lo aveva criticato. Oggi ci deve dare ragione, perché abbiamo anticipato ciò che oggi viene fatto su tutto il territorio nazionale, quindi si può uscire di casa, e lo ricordo, solo per motivi importanti, per fare la spesa, una sola volta al giorno e solo una persona per nucleo familiare. E beni di prima necessità a domicilio per le persone bisognose, soprattutto anziani, l'ordinanza del sindaco di Cosenza.
Il sindaco di Cosenza ha emanato un'ordinanza per assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle persone bisognose, soprattutto anziani, durante l'emergenza sanitaria attraverso l'attivazione del centro operativo comunale. Ho emanato un'altra ordinanza per attivare il COC con le funzioni di coordinamento delle attività di volontariato, quindi per dare soccorso e assistenza alle persone che stanno a casa in questo momento, soprattutto alle persone anziane. Non solo diamo questo servizio domiciliare alle persone anziane e alle persone disabili, ma anche i servizi a chiamata individuale, per cui se qualcuno ha bisogno della spesa o dei farmaci, noi coordiniamo con la nostra protezione civile tutte le attività che possono riguardare appunto questa assistenza alle persone, soprattutto in un momento in cui le persone anziane sono da sole a casa e non possono ricevere neanche la visita dei congiunti, delle persone della loro famiglia. In Calabria sono 1.500 idealizzati che devono sottoporsi a dialisi negli ospedali della regione. Paura per i malati che devono recarsi nelle strutture sanitarie. L'associazione ANED chiede percorsi dedicati per questi pazienti. Sono 750 ogni giorno idealizzati che si recano negli ospedali calabresi per quella che è una terapia salvavita dopo i contagi che si sono verificati al pugliese Ciaccio di Catanzaro. C'è paura, siamo in collegamento Skype con Pasquale Scarmozzino, presidente dell'ANED. Voi chiedete percorsi dedicati per questi malati? Sì, noi chiediamo e abbiamo chiesto già da una settimana e passa al Presidente della Regione, come abbiamo fatto con tutte le altre regioni, piani di emergenza previsti per i centri di emodialisi e chiediamo appunto questi piani di emergenza proprio per mettere in sicurezza questi nostri malati che essendo immunodepressi hanno bisogno appunto di evitare al massimo questo rischio diciamo. Presidente, allora significa sì, stanze dedicate per chi deve fare la dialisi e poi c'è un problema nel problema che sono anche i trapiantati, vero? Sì, certo, le stanze dedicate devono essere per quelli che dovessero risultare sfortunatamente positivi e quindi isolarli dagli altri. I trapiantati c'entrano pure in pieno perché come i pazienti in dialisi sono immunodepressi, dovendo seguire la terapia antirigetto, quindi massima attenzione anche a loro quando periodicamente, non come idealizzato un giorno sì e un giorno no, devono recarsi in ospedale per i controlli. Che clima c'è a Catanzaro dopo la notizia di un contagio importante, medici, infermieri, pazienti all'interno della divisione di dialisi? Essendo immunodepressi c'è molta paura. Si è già attivato questo protocollo? In altre regioni è già stato attivato? Sì, guardi, in altre regioni è stato attivato, sì certo, specialmente in Lombardia e in Emilia, Veneto, dove già hanno esperienze e quindi l'hanno attivato via via che le necessità emergevano. Noi stiamo partendo un po' in ritardo. Devo dire la verità però che da noi si aggiunge, come da qualche altra parte, il problema è che i nostri centri di dialisi non sono ubicati agli ingressi, sono all'interno di strutture e quindi non propriamente indicati come migliore posto, perché le spiego, mentre faccio l'esempio di Soriano, faccio l'esempio di altri centri che hanno accesso diretto dall'esterno, come il Mater Domini di Catanzaro, ecco, in altri centri come a Cosenza, Reggio e Catanzaro, Pugliese di Catanzaro, a Sant'Annunziata di Cosenza, o i Riuniti di Reggio hanno i centri dialisi all'interno di reparti non posti direttamente con l'esterno. Quindi l'accesso dei pazienti ai loro centri è così complesso e quindi vanno a contatto con persone, con sale d'attesa e questo mette in rischio non solo qui a Catanzaro ma anche ad altre parti. Adesso l'iniziativa di alcuni medici a Cosenza, consulenze telefoniche per rimanere vicini ai cittadini in questo momento di emergenza sanitaria.
questa iniziativa che nasce da un gruppo di amici che hanno pensato di poter aiutare in questo momento e di essere di supporto in questo momento ai pazienti relativamente alle competenze della loro specialità, pazienti che in questo momento trovano gli ambulatori chiusi per i noti decreti regionali e che comunque possono avere problemi in parte risolvibili anche con un contatto semplicemente telefonico con uno specialista che li può indirizzare o li può rassicurare o può dare dei consigli limitatamente a quello che può consentire un triage telefonico. Quindi è rivolto fondamentalmente a tutti quanti quei pazienti che hanno delle patologie specifiche in rapporto agli specialisti che hanno dato la disponibilità. Devo dire che oltre agli specialisti che in un primo tempo, Giacomo Bruni, Giovanni Nicotera, Pierino Furgiuele, Ussia, Serafino Conforti e Paolo Migliozzi, che è stato il nucleo che ha iniziato questa iniziativa, nei giorni scorsi abbiamo avuto numerose altre richieste. Particolarmente gradite sono state quelle di un gruppo di psicologi e di psichiatri che naturalmente in questo momento possono essere di grande aiuto alle persone, soprattutto sole oppure con problemi psicologici o psichiatrici che sono in casa e che non possono accedere alle strutture ambulatoriali. E inoltre un ringraziamento anche alla professoressa Maria Bruni, che ha istituito un numero di consulenza telefonica e di supporto ai pazienti, alle famiglie dei pazienti con malattia di Alzheimer. E questo numero comparirà in questo elenco che noi contiamo di fornirvi entro domani. È veramente un numero di medici che con grande entusiasmo e con grande sensibilità hanno accolto questa iniziativa, che vuole essere soltanto un'iniziativa di supporto e di vicinanza ai pazienti che in questo momento hanno difficoltà ad accedere alle strutture sanitarie per i motivi che conosciamo, perché la maggior parte dei medici di medicina generale e in ospedale sono in prima linea per affrontare questa emergenza che, ahimè, sta arrivando prepotentemente anche qui da noi. E tante le iniziative di solidarietà in favore dei medici che lavorano in prima linea per la lotta al Covid-19. Sono gli angeli in corsia, medici, infermieri e operatori sanitari al centro di gesti di solidarietà ed affetto da parte di tutti, e oltre a ricevere mascherine, calzari e dispositivi che al momento sono di vitale importanza per chi si trova a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto nel paese, c'è chi, come i tifosi del Cosenza, hanno deciso di far sentire la vicinanza con un semplice striscione, o come i tifosi del Crotone che hanno offerto alcune pizze per i sanitari impegnati all'ospedale crotonese. Un'iniziativa servita per dimostrare la vicinanza a chi è in prima linea contro la diffusione del contagio, ma anche per ribadire a tutti che bisogna restare in casa, soprattutto in questo periodo nel quale i contagi da Covid-19 sono in aumento. E l'iniziativa benefica Asta Quanto Podemos sposta il tiro, e la Fondazione Lilli, da sempre in prima linea per la lotta al cancro con le aste benefiche e il mondo del calcio, ora ha deciso un'azione condivisa contro il coronavirus, e infatti online la raccolta di fondi per destinare risorse alla terapia intensiva dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, una rete di solidarietà fatta da aziende, associazioni di categoria e Ollus, che in queste ore ha acquistato ventilatori polmonari, ma non solo, sta raccogliendo fondi per la battaglia al coronavirus. E adesso vediamo qual è la situazione nelle farmacie. Allora, sono in collegamento con la dottoressa Carmen Stumpo. Qual è la situazione attuale per quanto riguarda le farmacie? Siamo abbastanza in difficoltà perché si lavora a pieno ritmo, anche se l'affluenza rispetto alla prima settimana è diminuita, perché la gente finalmente forse ha capito che non c'è bisogno di fare scorte di farmaci, perché per quello che ci hanno assicurato non mancheranno. Quali sono, ecco infatti, quali sono le precauzioni che state attuando proprio al fronte di questa emergenza? Come non abbiamo abbastanza dispositivi di protezione individuale, perché come ben sapete le famose mascherine mancano perché vanno
quelle poche che arrivano vanno gestite per le situazioni più complicate. Noi stiamo lavorando a porte chiuse e da ieri, se non ricordo male, abbiamo fatto la comunicazione all'ASP, lavoriamo con i tornelli del turno notturno. Dottoressa, secondo lei come si risolverà tutta questa situazione? Soprattutto quando si risolverà, perché se in teoria io spero, mi auguro che si risolverà. Il problema sono i tempi, purtroppo dobbiamo resistere. Noi siamo, come dice lo slogan dei medici che ormai gira in modo virale su tutti i social, noi siamo qui per voi, voi state a casa per noi. Grazie e a voi in studio. Non abbandonate gli animali, non diffondono il virus. Anche il capo della Protezione Civile Borrelli è stato costretto a fare un appello a seguito dei numerosi casi di abbandono, soprattutto di cani, segnalati in questi giorni di emergenza. Appello lanciato anche dai veterinari. Sono il dottor Luca Diano, sono un medico veterinario. Oggi volevo tranquillizzarvi in merito alle tante fake news che girano su tutti i nostri social riguardo la trasmissione del coronavirus al cane e al gatto. Dunque, cani e gatti non possono contrarre il coronavirus e né di conseguenza possono trasmetterlo. Si tratta di un virus specie specifico, ovvero un virus che può colpire solo ed esclusivamente la specie umana. Per questo motivo abbandonare gli animali è un atto stupido e sciocco. La pagina sportiva, sentiamo l'intervista esclusiva raccolta da Pippo Gatto al tecnico Pillon che spiega le ragioni della sua rinuncia. Il calcio al tempo del coronavirus passa in secondo piano, ma è giusto in questo momento di difficoltà capire le scelte, le decisioni importanti, come quella assunta pochi giorni fa da Bepi Pillon, che ha deciso di rescindere il contratto che lo legava alla squadra del Cosenza fino a fine stagione. Il collega Pippo Gatto lo ha intervistato in esclusiva telefonicamente e sentite cosa ha dichiarato Pillon. Il problema era grosso, nel senso che se io tornavo per esempio alla Mezia dovevo stare in quarantena e poi chiaramente non potevo più muovermi da lì, nel senso che dovevo rimanere sempre lì a Cosenza e non poter mai tornare a casa. Ma al di là di questo la scelta è stata fatta proprio per stare vicino alla famiglia in questo momento molto difficoltoso qui nel Veneto, specialmente a Treviso, nel senso che, come voi sapete, come avete visto, la situazione non è delle più semplici. Perciò io credo che per senso di responsabilità io debba stare vicino ai miei figli, a mia moglie, a mio nipote, perché penso che questa sia la cosa più giusta in questo momento qui. Ecco, per questo è stata fatta la scelta. Non ci sono cose nascoste, non c'è niente. Ho parlato poi sia con la società, col direttore, ho fatto presente questo problema e abbiamo trovato un accordo per la risoluzione del contratto. È stata proprio una decisione personale, ho riflettuto molto in quei giorni che dopo la partita di Chievo, che sono rimasto qui a Treviso, e credo che questa fosse la cosa più giusta per quello che riguarda nell'ambito familiare. È chiaro che mi resta il rammarico di non completare il lavoro, di non avere la possibilità di fare un lavoro che mi piace, però io credo che in questi casi bisogna mettere in primis la famiglia, il resto viene tutto dopo, secondo me. Difficile pensare allo sport in questo momento così delicato, ma il tecnico lascia un messaggio affinché tutti restino a casa. Io sono dell'avviso che il campionato andava sospeso prima, nel senso prima della partita di Venezia, quando c'erano tutte queste avvisaglie, quando hanno deciso di mettere la partita a porte chiuse, però non hanno tenuto conto che la squadra, per esempio noi come Cosenza Calcio dovevamo sempre viaggiare in aereo, spostarsi sempre, e si sa che i maggiori pericoli che si corrono quando c'è il rischio di contagio è nei luoghi dove c'è tanta gente. Noi abbiamo transitato a Roma, abbiamo transitato a Bergamo, abbiamo transitato a Treviso, abbiamo transitato in tanti posti negli aerei che secondo me si doveva stare molto attenti da questo punto di vista. Colgo l'occasione per salutare tutti e dico, visto quello che sta succedendo qui, visto che a Cosenza ancora non c'è un grandissimo contagio, di attenersi alle regole, perché è importantissimo questo, per rispetto alla gente che adesso anche sta combattendo tra la vita e la morte. E in chiusura le previsioni del tempo.
Siamo agli sgoccioli di questa fase di tempo stabile e soleggiata, garantita dalla presenza di un promontorio anticiclonico. La risalita di una depressione afro-mediterranea verso il canale di Sicilia infatti causerà un peggioramento del tempo sulla nostra regione, seppur di debole intensità. Domani irregolarmente nuvoloso su tutta la regione con deboli piogge distribuite a macchie di leopardo, temperature in calo di alcuni gradi. Passiamo a mari e venti, domani generalmente poco mosso il Mar Tirreno con venti di direzione variabile, sul Mar Ionio mossi i bacini meridionali e poco mossi quelli settentrionali, con venti che spireranno tra deboli e moderati dai quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.